Cari telespettatori, rieccoci insieme. Allora, quest'oggi affrontiamo il tema che riguarda tantissimi professionisti, veramente tanti, un settore importantissimo, quello dell'artigianato. Lo facciamo con il presidente regionale Confartigianato del Veneto. Ben ritornato Roberto Boschetto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Peraltro imprenditore artigiano, per cui con le mani in pasta, conosce bene le questioni. Sì. Allora, ci sono tante tematiche e in primis vorrei un po' affrontare la questione, ne accennavamo anche prima fuori onda, della manodopera qualificata, professionale, ovvero la mancanza di manodopera. È bene ribadirlo perché forse il concetto non è ben penetrato. Voi, sì, aziende artigiane soprattutto, settore industriale anche, ma nella fattispecie i piccoli anche professionisti del settore in vari ambiti, ci dirà quali di più, quali di meno, cercate figure professionali, disperatamente quasi. Sì. Ecco, sì, questo è importante. Purtroppo dico è così, perché quest'anno, l'anno scorso è stato un anno particolare, quest'anno fortunatamente lavoro ce n'è principalmente per alcune categorie. In primis abbiamo tutto il settore casa, edilizia, ma vuol dire anche impianti, vuol dire le finiture. E molto di questo lavoro grazie ai bonus e ai super bonus, quindi vuol dire tutto dal 50%, 70%, il 90% delle facciate, piuttosto che il 110% che sta pian pianino iniziando ad avere il suo vero peso. E dopo ne parliamo del 110%. Sì. Per cui questo ha incrementato un po' tutti i lavori, perché è trasversale, ma parlo del settore edilizia, ma così nella metalmeccanica, così anche nel settore dei serramenti, cioè ci sono vari settori dove fortunatamente il lavoro c'è, ma manca la manodopera. È ovvio che la manodopera che cerchiamo è manodopera specializzata, che sappia già fare il proprio lavoro, però purtroppo non ne troviamo e quindi questo ci mette in difficoltà perché potremmo prendere dei lavori, quindi delle commesse, e purtroppo spesso dobbiamo dire di no. Cioè a differenza di quello che dispiace dopo sentire i giorni scorsi per le TV piuttosto che sui giornali, la preoccupazione della disoccupazione dopo l'interruzione di quello che è stato ovviamente doveroso l'anno scorso, ma che secondo me non è più necessario, anzi dove purtroppo è in più, ben venga che il dipendente, il collaboratore venga a lavorare da noi, per cui penso che sia normale per tutti che si va dove c'è lavoro e nelle categorie che chiedono lavoro. Per cui per noi è quello che mi piace dire, per noi è motivo rispetto ai sindacati che vorrebbero proseguire fino a fine anno il blocco, è motivo invece di riuscire a trovare personale, perché ripeto non se ne trova. Come ad esempio ci sono queste aziende dove ci sono stati questi licenziamenti in tronco, abbiamo visto il caso, sono tutti quanti tecnici professionisti, insomma, quindi figure qualificate con esperienze lavorative. Panico, terrore, famiglie sul lastrico, insomma abbiamo visto le notizie, così anche di altre realtà. In realtà appunto potrebbero ritrovare un collocamento senza alcun dubbio. Secondo me manca l'esperienza, ma manca un po' secondo me la cultura di dire fino ad oggi ho avvitato manopole della lavastoviglie, domani invece vado in una macchina a controllo numerico a fare pezzi nella metalmeccanica. Perché la metalmeccanica è uno dei settori, quello dove maggiormente trovi lavoro e maggiormente manca personale. Stiamo parlando di numeri di numeri importantissimi, adesso io non li ricordo in termini proprio numerici, ma veramente è da tempo che questo tipo di categorie, quindi i miei colleghi artigiani disperatamente pensano che addirittura si rubano i dipendenti uno con l'altro. Come una volta come succedeva ai tempi dei nostri genitori. Io qua ho i vostri dati peraltro, giusto per dire ai nostri telespettatori, perché è veramente impressionante. 123.962 le imprese artigiane che operano in Veneto, quindi sono un numero
cospicuo e fabbisogno di lavoratori stimato solo nella nostra regione di 40.210 addetti, 40.210 addetti, 5.120 dirigenti, cioè professionisti con elevata specializzazione tecnica, 14.440 impiegati e professionisti qualificati, commerciali eccetera, e 14.000 operai specializzati. Cioè sono numeri da paura questi. No, numeri, c'è da tener conto. Io dico questi numeri per dire, fatevi sotto se avete bisogno di un lavoro, se c'è, insomma. Guarda che ad esempio solamente negli ultimi 6 mesi, quindi i primi mesi qui dell'anno, Padova, Confartigianato Padova, ha registrato 560 nuove assunzioni, solo quelli iscritti a Confartigianato nei servizi nostri. Quindi sono un numero ridotto, ovviamente, non è che ci siano su tutti i artigiani. Quindi 560 in 6 mesi di nuove assunzioni non penso che siano pochi. Chi è che viene, allora, per capire bene, chi è che viene assunto? Il giovanissimo? Se c'è, ma vengono assunti, direi, ovvio che si predilige la categoria dei giovani, ma mi accorgo che purché abbia buona volontà e sia disposto ad imparare, anche se uno ha 50 anni, 55, ben venga. Nel caso mio, io parlo di mia esperienza, ho assunto un pittore che ha 57 anni. Ma caspita, sei bravo, sei in gamba. E sono orgoglioso di averlo assunto. Quindi, per dire, non è che ci sia il problema dell'età, c'è il problema della capacità, questo sì. Perché è ovvio che oggi come oggi sei disposto a dare un buon stipendio se trovi già la persona capace. Quali sono le capacità che sono più richieste sul mercato? Le categorie, ripeto, è tutto il settore, allora, in genere tutto il manifatturiero. Tutto il manifatturiero cerca, è il settore che ha avuto una ripresa veloce e quindi cerca personale. Dopo le categorie principali sono quelle, la metalmeccanica, tutto il sistema a casa, come dicevo prima, impiantisti, c'è tutto il tema delle caldaie, c'è tutto il tema fotovoltaico, c'è tutto questo che manca personale e il lavoro c'è. Dopo c'è anche il settore della falegnameria, ecco, ad esempio qui si divide serramenti, c'è maggior lavoro a livello nazionale, sui mobili invece ce n'è meno a livello nazionale, però c'è l'export. L'export è trainante sui mobili, così anche il tessile sta vivendo ormai da parecchi anni in crisi. Una difficoltà legata a un mercato nazionale e di qualità medio-bassa, completamente fermo, ma invece le grandi firme continuano a dare lavoro ai nostri artigiani e questi esportano. Sì, assolutamente. Ci troviamo addirittura che l'altro tema forte di questo periodo è la reperibilità delle materie prime. Eccola, l'altra questione. Questo è un altro tema disastroso, perché ti trovi ad avere lavoro, però o è aumentato il materiale a dismisura, veramente, quindi è partito l'acciaio, i metalli in genere, acciaio, alluminio, rame, sono schizzati già da alcuni mesi, ma dopo sono aumentati anche tutti i materiali plastici legati al petrolio, i polistiroli per fare i cappotti, i siliconi, ma questa è la i prodotti derivati. Secondo lei, perché ne abbiamo parlato più volte anche in vari ambiti, è una speculazione tipicamente italiana dovuta al famoso bonus 110 che ha fatto questa impennata, oppure è una cosa mondiale per cui tutte le materie prime a prescindere sono lievitate, schizzate ovunque si vada? Dall'osservatorio che noi abbiamo è un tema mondiale legato a materie prime che arrivano da alcuni paesi emergenti, piuttosto che la classica Cina, che ad esempio sul metallo è la Cina che regolarizza l'ingresso del metallo, dell'acciaio negli altri paesi, ma così anche altre materie. Ma manca proprio da questi paesi il materiale che arriva
e quindi abbiamo il problema che abbiamo il lavoro, abbiamo fatto i preventivi, firmati i preventivi, e adesso ci troviamo che il materiale, parlo in prima persona, fare il cappotto agli edifici, quindi 110 piuttosto anche che il bonus facciata, bene, il cappotto minimo 3-4 mesi di attesa, minimo. Cioè, non solo, ma hai fornitori che ti danno le quotazioni di volta in volta. Quindi io come faccio, che ho già preso un impegno con il condominio o qualcosa, andargli a dire guarda, se lo vuoi è così, purtroppo succede, però se lo vuoi è così e se no non lo so cosa avviene. Ma così pensa che addirittura, fresca di questi giorni, abbiamo 2 categorie, il tessile che non arrivano gli accessori, bottoni, cerniere, cioè siamo a questi livelli, piuttosto che materie come il tessuto stesso. Certi tessuti non arrivano. Addirittura nel mondo delle biciclette, anche qui a Padova, ma nel nostro Veneto, abbiamo parecchie aziende che montano le biciclette. Fanno gli assemblaggi. Fanno gli assemblaggi e quindi materie che arrivano dall'Europa piuttosto che da altri paesi. Ecco, anche in questo caso si fa fatica a reperire e quindi tempi lunghi per le consegne. Questo è fresca di questi giorni, che abbiamo alcune nostre aziende iscritte a livello Veneto che si lamentano, non mi arrivano le manopole delle biciclette piuttosto che altri pezzi e non riesco a consegnare, che questo è il periodo delle biciclette, a consegnare le biciclette. Cioè, spaventevole. Quindi c'è una contraddizione, perché ripeto, il lavoro c'è su molte categorie, non tutte, ma molte, e però allora manca la materia prima. Che poi tra l'altro quando parliamo di materie prime anche l'agricoltura è la stessa situazione, perché anche le materie prime in agricoltura hanno avuto il foraggio per gli animali, l'avena, cioè hanno avuto delle impennate pazzesche, per cui è trasversale la questione. Il legname nel caso delle nostre segherie o falegnamerie. Il legname purtroppo è monopolio di alcuni paesi che per una serie di motivi, anche europei in questo caso, hanno preferito tenere a magazzino il materiale, perché noi acquistiamo un semilavorato principalmente, e quindi le hanno tenuto a magazzino per fargli lievitare i prezzi. Quindi c'è anche questo mercato dei furbetti tra virgolette, però crea aumenti, crea difficoltà, insomma. Assolutamente. Allora, questo è il primo step, andiamo in pubblicità rapidamente, poi ritorniamo insieme, ci sono tante altre tematiche che dobbiamo affrontare, poi parleremo del 110, cioè bonus 110%, super bonus, il valore aggiunto del manifatturiero veneto, quindi il Veneto primeggia a livello internazionale proprio per l'export e non solo, ed è una cosa molto positiva, e poi un cenno faremo anche a Padova per il futuro, la prospettiva, visto che tra l'altro lei è presidente Confartigianato Padova. Pubblicità.